L'attore di sceneggiata è l'attore teatrale, perché la sceneggiata l'hanno sempre considerato un teatro di serie B, ma io attori grandi come ho conosciuto nella sceneggiata penso che in teatro ne ho conosciuto pochi. Quando uno non ha la presunzione di dire io faccio il regista, allora lo può fare. Io non ho questa presunzione. Io ho fatto il regista di una cosa mia, ma non facendo il regista, perché io non sono un regista. Fare la regia è una cosa molto importante, troppo importante per un film. Però quando tu hai una tua idea e che gli altri non riesci a trovare negli altri l'idea che hai fatto tu, allora dici io questa idea la voglio fare e la faccio. Però io non voglio essere Hitchcock da grande voglio essere Nino D'Angelo, io sono un cantante napoletano soprattutto. La napoletana è sempre, passato e futuro, ci sarà sempre. Io penso che la musica napoletana, noi napoletani dobbiamo essere orgogliosi di essere figli a questa musica. Certo, perché per noi giovani autori scrivere una bella canzone è sempre più difficile, in quanto hanno scritto già tutti quelli che sono prima di noi, perché io dovrei abbastanza non scrivere più, nel cinema non si può scrivere più. Quindi partiamo un po' con un handicap verso il successo come autori. Però la canzone napoletana, girando il mondo, mi sono accorto che è molto più importante di quello che possono pensare i napoletani stessi. Che la canzone napoletana ha fatto la fortuna di grandi artisti come Pavarotti, come Bocelli. Questi grossi artisti italiani famosi nel mondo sono famosi grazie alla canzone napoletana. Neon è un personaggio come il film, in effetti, che ho voluto fare. È un personaggio che già sta, un film è un film che già sta, è un film tutto basato sull'ironia, voglio dire. E ce n'è dell'ironia, insomma, chi ha visto il film, poi ci sta chi l'ha potuto capire, chi l'ha potuto capire meno, perché tu oggi per farti capire da tutto devi scrivere una canzone che o ti fidanzi con una ragazza, lei ti lascia e se ne va e tu ci fai la pace. Queste sono tutte le canzoni d'amore. Io già le ho scritte queste, penso che ci sono 300 canzoni d'amore. Oggi tendo ad essere più grande come persona, più grande perché sono più grande, perché quando io scrivo delle cose ce n'avevo 20 anni, oggi ne tengo 43, per cui prima parlavo con i miei coetanei, adesso parlo con i miei coetanei, però parlo pure con i figli miei, per cui